Buonasera, bentornati al TG2. Da lunedì dunque parte la fase 2 e il governo spiega: i congiunti che potremo andare a trovare sono conviventi, legami stabili, parenti fino al sesto grado, ci sono ancora interrogativi su autocertificazioni e seconde case, sì all'accesso ai parchi con i bimbi, ammesse le cerimonie funebri e sono in tanti pronti a partire per rientrare nelle abitazioni nel sud Italia. Vediamo con Alfredo Cardone e poi con Lino Lombardi. Le incognite restano perché i chiarimenti pubblicati sul sito del governo non cancellano tutti i dubbi. La parola più contestata, i congiunti che potremo incontrare a partire da lunedì, viene interpretata in coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, parenti fino al sesto e gli affini fino al quarto grado. All'elenco si aggiungono anche le persone legate da uno stabile legame affettivo, definizione che allarga il campo in modo difficilmente definibile. I genitori potranno portare i figli minorenni al parco, ma, chiarisce Palazzo Chigi, non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini. Sarà di nuovo possibile svolgere celebrazioni funebri, ma con un numero di partecipanti al massimo in 15 persone. In tutti i casi restano le norme di sicurezza, mascherine, divieti di assembramenti. Da lunedì riaprono i concessionari d'auto. Oltre all'acquisto di un veicolo sarà consentito fare un tagliando e altre attività di manutenzione. Restano dubbi sulle autocertificazioni, non è chiaro se ne arriveranno di nuove e per quanto tempo dovranno essere ancora utilizzate. Seconde case, non potremo andarci se fuori dalla regione di residenza, ma non si esplicita se il divieto valga anche per quelle nella regione. Le fughe in avanti non mancano. In Sicilia sarà possibile raggiungere le case estive purché sia un trasferimento stagionale. In Toscana vige il divieto assoluto. In Liguria si può andare ma solo per manutenzione. Nonostante il continuo confronto tra governo e regioni, interpretazioni diverse, concreta l'ipotesi di scelte differenziate. Il governatore Zaia ribadisce anche oggi: alle giuste condizioni il Veneto può riaprire tutto, e tiene il punto in Calabria la governatrice Santelli, che consente servizio ai tavoli esterni di bar e ristoranti, nonostante la lettera di diffida da Palazzo Chigi. Con la fase 2 si allentano alcune restrizioni, ma non sarà ancora facile spostarsi oltre i confini regionali, soprattutto per chi, bloccato al nord, vuole raggiungere il centro-sud. Il governatore della Campania, De Luca, ha emesso un'ordinanza che impone di comunicare il proprio rientro ad ASL e Comune e una quarantena di 14 giorni. Per le aziende di trasporto aereo, ferroviario